Il mio programma si articola in 5 punti fondamentali. È un programma che ho elaborato io in condivisione con i miei consiglieri, e la centralità del programma è sui circoli, sull'attività dei circoli, perché è inevitabile pensare, è facile pensare che i circoli mantengono la nostra federazione, quindi devono essere il centro di attenzione, anche perché è ovvio che dai circoli poi si promuove tutta l'attività, partono gli atleti che cominciano dalla base per poi salire a livello agonistico. Gli interventi, io adesso sintetizzerò ovviamente per necessità di tempo, gli interventi si basano soprattutto su un coinvolgimento maggiore del territorio, ossia il comitato regionale dovrà essere un centro che dà assistenza, che dà servizi, che dà supporto, che è presente per risolvere i problemi e per snellire tutta quella che è la, diciamo, burocrazia in senso lato. Accanto a questo, sempre a favore dei circoli, si inserisce la programmazione dell'attività sportiva, perché l'attività di un circolo è l'attività sportiva, e questo è già il secondo punto. Per quanto riguarda l'attività sportiva, la cosa importante è: 1. Veicolare nuovi ingressi, 2. Fidelizzare quelli che già esistono o fidelizzare quelli che entrano. E attraverso questo sistema noi abbiamo ideato 2 circuiti innovativi. Uno si chiama circuito multidisciplinare, uno è il circuito dilettantistico amatoriale. Perché? Perché la maggior parte dei tesserati presenti in regione, noi ne abbiamo circa 8.000 nel 2016 allo stato attuale, più dei 3/4 sono amatori, cioè sono coloro i quali non svolgono attività agonistica di vertice. Per cui la federazione qui deve intervenire proponendo delle manifestazioni, delle iniziative che li coinvolgano in modo semplice, ma che vada anche a colpire un po' l'entusiasmo non solo dell'atleta ma della famiglia, cioè di tutti quelli che diciamo stanno attorno ai ragazzi. Quindi abbiamo proposto questi trofei. Il primo, il multidisciplinare, riguarda proprio la base, cioè coloro i quali non hanno mai messo il naso fuori dal loro circolo, e quindi coinvolgerà anche i cavalli pony della scuola o cavalli cosiddetti in mezza fida, in un quarto di fida, in modo da dare a loro un po' il sapore di quello che potrà essere un domani un impegno agonistico. Nello stesso tempo, ovviamente, il vantaggio del circolo qual è? È che va a diversificare l'attività standard, che è quella di fornire lezioni o fare attività equestre all'interno della struttura. Mentre per quanto riguarda il circuito amatoriale, è specifico per il salto ostacoli, perché mentre nel multidisciplinare le discipline sono varie, il dressage, il salto ostacoli, l'attività ludica, oppure gare di presentazione, e quindi è diversificata la gamma di possibilità di partecipazione. Nel circuito amatoriale è un po' più focalizzata su quello che è il salto ostacoli, che è una disciplina olimpica, però sempre con attenzione alla base, quindi non si andrà mai a vedere delle categorie impegnative, bensì le categorie di più largo, frequentazione e partecipazione. E ovviamente verrà dato molto risalto anche alla crescita culturale di questi amatori, comunque di queste persone non espertissime, perché è un altro aspetto importante su cui dovremo puntare, proprio la crescita anche da un punto di vista formativo, culturale, perché bisogna generare cultura, e questo è un altro aspetto che, guardando al futuro, potrà permettere anche di migliorare la qualità in senso lato, e questo è un altro aspetto. Terzo punto del programma riguarda la formazione dei tecnici, perché è inevitabile che i risultati passano attraverso le mani dei tecnici, e quindi l'organizzazione di stage, di corsi innovativi, quindi con dei contenuti moderni, perché è tutto in evoluzione, anche la nostra disciplina è in evoluzione, per cui dei programmi ancorati a delle programmazioni vecchie, superate, devono ovviamente avere qualche aggiornamento, qualche modifica. Ecco perché corsi innovativi. Dovremo fare un censimento dei tecnici, perché ne abbiamo tanti in Veneto di vari livelli, però un po' la situazione secondo me un po' sfugge di mano, quindi dobbiamo riprendere il controllo di questo, e favoriremo sicuramente delle sinergie, dei tavoli di lavoro tra tecnici e cavalieri, tra tecnici, cavalieri e allevatori, tra tecnici, cavalieri, allevatori e giudici, gli ufficiali di gara, in modo che si parli una lingua comune. Questo è importante, in modo che tutte le categorie possano comprendersi reciprocamente, senza assumere delle posizioni delle prese di posizioni, più che delle posizioni di collaborazione per costruire, per crescere. L'altro punto importante riguarda i giovani cavalli. Abbiamo previsto un circuito che coinvolge proprio questi cavalli giovani, che hanno delle esigenze di preparazione particolari,
dei comitati organizzatori di concorsi nuovi, che però garantiscano requisiti strutturali e di sicurezza ovviamente indispensabili. E l'altro punto riguarda un po' la efficacia, l'efficienza dell'attività del comitato, perché è chiaro che come tutti gli enti, come tutte le strutture, a volte diciamo, passatemi il termine, non è critica, ma una sorta di inefficienza sussiste, perché la burocrazia, la lentezza dei passaggi prima di dare delle risposte. Quindi anche su questo ci stiamo concentrando moltissimo, cercando di individuare dei ruoli ben precisi, dico sempre chi fa che cosa, in modo che l'utente abbia sempre un interlocutore diretto a cui rivolgere la domanda per avere ovviamente la risposta che gli serve. Quindi questo sommariamente è quello che intenderò fare. Evidenzio un aspetto da sportiva quali sono, io ho fatto un po' tutte le discipline sportive, sicuramente daremo il merito a chi merita. E come dico sempre, il merito molte volte non è solo la medaglia, ma il merito sta anche in chi lavora dietro le quinte o chi non ha i clienti che portano le medaglie, però all'interno della propria struttura lavora in modo qualitativo, serio e come dici, produce nuovi tesserati, nuove lede in modo qualitativo. Ecco, questo è una garanzia. Quindi primo obiettivo, allargare la base dei praticanti senza dimenticare l'attività sportiva. Assolutamente sì, e questo è sicuramente un obiettivo che molti si pongono. La differenza sta nel fatto che poi bisogna realizzarlo, e quindi tutte le nostre strategie verteranno su questo, perché allargare la base non è cosa così facile, soprattutto coi tempi che corrono, ma anche alla luce dell'analisi dei dati numerici che io nei miei programmi preelettorali, in cui presentavo appunto diciamo tutto il programma quadriennale, ho fatto rilevare ai presenti che i numeri sotto certi aspetti sono stati in calo, nonostante sia stata fatta nella gestione precedente la mia sicuramente un'opera di promozione notevole, questo ne devo dare atto, però non c'è stata proporzionalmente a questo investimento una risposta in termini, quindi bisogna trovare l'anello mancante, oppure se non è mancante dove si deve migliorare per fidelizzare insomma i nuovi. Esiste poi il rapporto con il turismo equestre. La Regione Veneto si sta impegnando per creare delle nuove ipovie, ha tracciato 12 nuove ipovie, sta pensando a un progetto di legge regionale per favorire i circoli, per l'ampliamento delle strutture dei circoli. Qual è il vostro pensiero rispetto appunto al turismo equestre? Sì, fare sì che questa legge, che è la legge che poi genericamente andrà ad accogliere, a regolarizzare proprio il turismo equestre in tutte le sue sfaccettature e qualunque sia la provenienza, perché sicuramente noi come FISE abbiamo la nostra, diremo la nostra, però ci sono anche altre entità che si occupano di turismo equestre, quindi sicuramente favoriremo un dialogo con tutte queste entità finalizzato ovviamente ad agevolare questo turismo equestre, perché è chiaro che bisogna far beneficiare tutti, perché facendo muovere un po' il volano alla fine indirettamente i vantaggi ci sono, quindi stiamo proprio dialogando per verificare che nella diciamo stretta interpretazione letterale della legge ci siano poi dei requisiti operativi e di fattibilità che siano congrui con quella che è l'esigenza dell'attività equestre turistica.